Professoressa Rossella Filigheddu, delegata alla didattica e orientamento per l'Università di Sassari, il mondo dell'università è stato chiamato a un'importante reazione rispetto a una situazione inedita, didattica a distanza, ricalendarizzazione delle lezioni, rimodulazione delle modalità di esame e delle sessioni di laurea. Come state rispondendo alle esigenze degli studenti in questo momento? Diciamo che l'università è stata chiamata in un momento di incredibile emergenza. Lei ha usato il termine inedito e quindi l'emergenza è assolutamente inedita, però non erano inediti per l'Università di Sassari i metodi e la volontà di migliorare la nostra didattica tradizionale con delle forme di accompagnamento che comprendessero anche la modalità a distanza. Quindi questa emergenza che ci vede addolorati e dispiaciuti non ci ha però trovato tecnicamente e eticamente impreparati a questo tipo di a questa nuova o tra virgolette necessaria modalità. Ecco, una delle criticità principali in questo frangente riguarda gli studenti che hanno difficoltà a usufruire al meglio dei contenuti condivisi in rete, magari per problemi di connessione o supporti digitali difettosi. Come si può venire incontro, a questi studenti che stanno vivendo un problema del genere? Allora, prima di tutto ci tengo a precisare che per quanto l'Ateneo sia soddisfatto della risposta che abbiamo dato agli studenti, che abbiamo dato a questa emergenza, noi siamo un'università pubblica e quindi non riteniamo che la didattica a distanza sia una soluzione permanente per i nostri studenti, quindi ci mancano moltissimo le interazioni con loro. Tuttavia li stiamo raggiungendo tramite tutti i mezzi possibili e immaginabili. Abbiamo proprio ieri esaminato i dati di un questionario che abbiamo inviato a tutti gli studenti, abbiamo le risposte di circa 3.000 studenti. In realtà la popolazione giovanile è tecnologicamente più avanzata, è più facile che ci siano dei colleghi che non riescano a connettersi piuttosto che degli studenti. Su 3.000 studenti solo una ventina hanno dei problemi di connessione e non hanno disponibilità di computer, purtroppo sono fuori sede e quindi hanno anche difficoltà a recarsi negli spazi che eventualmente nel rispetto delle norme dei decreti del governo negli spazi che avremmo potuto mettere a disposizione. E come stiamo provvedendo? Stiamo sollecitando l'adesione degli studenti alla campagna di solidarietà digitale offerta dalle compagnie telefoniche per migliorare le loro, proprio in questo momento, le loro promozioni e poi stiamo sollecitando i docenti a sperimentare entrambi i metodi di didattica, cioè sia quella sincrona che quella asincrona. Fare in modo che la maggior parte dei docenti registrino le proprie lezioni e poi le rendano disponibili in modo che gli studenti possano scaricarle e avere quindi dei minori problemi legati alla velocità della connessione o al carico della rete. Ecco, esami, lezioni e pratiche burocratiche possono viaggiare sul web, ma la consultazione dei libri deve essere necessariamente fisica. Come ovviare dunque al disagio delle biblioteche chiuse o comunque difficilmente accessibili in questo periodo? Gli studenti hanno molto, i rappresentanti degli studenti hanno giustamente sollecitato questo tema. In alcuni casi si sta ricorrendo a molti docenti in maniera autonoma, stanno modificando le fonti bibliografiche richieste per lo studio a casa e quindi proponendo fonti bibliografiche che siano disponibili sulla rete, che possano essere facilmente consultabili. Inoltre i nostri servizi bibliotecari si stanno attivando
Abbiamo anche una biblioteca agile che normalmente era destinata agli studenti con difficoltà, diciamo, di vario tipo, elencati abbastanza chiaramente nel nostro regolamento carriere studenti. E la biblioteca agile sta cercando di potenziare i suoi servizi. Come lei capirà, per alcuni testi si tratta di un problema di licenze che laddove risultino insufficienti verranno sicuramente ampliate in termini di acquisto per poter fornire agli studenti i PDF necessari per il loro studio. Accennato poc'anzi a una questione che mi piacerebbe approfondire perché è particolarmente attuale in questo momento, la didattica a distanza, lo smart working, no, divenuti un obbligo in qualche modo in queste settimane, possono diventare uno strumento vantaggioso e una carta in più anche in futuro, ma in ambito accademico e soprattutto per quanto riguarda l'Università di Sassari, lei come la vede? Approfondiamo un po' questo aspetto. So di essere banale, naturalmente tutte le grandi opportunità anche nella storia della tecnologia sono venute anche da eventi disastrosi. I grandi balzi tecnologici e scientifici sono stati legati spesso alla ricerca nelle imprese belliche, nell'industria bellica. Anche in questo caso siamo di fronte a un'emergenza che dal punto di vista tecnologico ci farà sicuramente migliorare. Io ribadisco il concetto che ho affermato prima. Noi siamo un'università pubblica che basa il nostro ruolo in questo territorio sull'interazione continua che abbiamo con i nostri studenti. Le parlo come docente e a me mancano i loro sguardi in classe, cioè la teledidattica non può sostituire dal mio punto di vista un'interazione, un rapporto anche empatico che mette alla prova sia le nostre capacità di farci, le nostre capacità di riuscire a trasmettere i contenuti o la nostra esperienza e anche la capacità di resistenza dello studente nell'ascoltare, nel pazientare e nel concentrarsi su una sola attività. Quindi tutto questo ci manca tutto l'Ateneo. Dal punto di vista personale, dal punto di vista dell'Ateneo come istituzione e sul ruolo del territorio ci manca lo scambio continuo con i docenti delle scuole superiori, con gli studenti delle scuole superiori, con i nostri interlocutori sociali, quelli che continuamente ci dicono o ci chiedono di modificare l'offerta formativa in base alle esigenze del territorio. Quindi è sicuramente una occasione che ci farà migliorare, nel senso che gli strumenti che stiamo utilizzando adesso saranno poi utilissimi nella didattica in aula che riprenderemo, speriamo quanto prima, e utilizzeremo il materiale che abbiamo prodotto e che continueremo a produrre per assistere categorie di studenti particolari, cioè penso al polo universitario penitenziario, penso agli studenti che hanno dei disagi per cui sono temporaneamente in malattia, ricoverati in strutture sanitarie o alle donne in maternità che non possono frequentare le lezioni. Ecco, mi immagino che si arrivi a un concetto di learning che sia di sostegno alla didattica in aula, che non chiamerei frontale, che chiamerei proprio in aula, fatta con loro. L'interazione con lo studente per noi è fondamentale.